Per la degustazione di oggi ho pensato nuovamente a un prodotto dell'azienda agricola Tonello, che come ti dicevo nell'altro video, persona davvero squisita. Però oggi c'è un vino rosso, è un Cabernet del Veneto, che viene ottenuto da due uvaggi, quindi Cabernet Franc e Cabernet Sauvignon, che sono due vitini internazionali, di conseguenza coltivate in tutte le zone vinicole del mondo. Ma andiamo a scoprirne i sapori. Ed ora andiamo a degustarlo. Colore sicuramente un rosso rubino e anche qualche riflesso violaceo, particolare, bello da vedere. A naso ha sicuramente frutti a bacca rossa, tipo prugna, impressionante, è davvero molto presente. E anche una leggera nota erbacea. Buoni presupposti. In bocca ha un bel tannino, è morbido, è piacevole. Sì, interessante come prodotto. Come abbinamento direi che è un prodotto che si presta bene con parecchi piatti, però lo vedo principalmente bene con dei formaggi a pasta dura e stagionati. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.